Errori da sprovveduti negli impianti di allarme intrusione. Ciao, sono Davide Marcomini. Nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare di errori banali, errori che incontro nella mia vita, nel mio itinere da installatore e che spesso sembra impossibile siano stati commessi. Ora, io non sono in grado di dire da chi possano essere stati commessi questi errori. A volte li vedo semplicemente girando col furgone, a volte li vedo perché il cliente mi chiama a risolvere situazioni commesse da altri. Tuttavia non sono in grado di poter dire con certezza, di poter affermare con certezza chi sia l'autore di quegli errori che spesso io considero addirittura banali. Andiamo a vedere questo errore che mi ha fatto un po' sorridere, ma è piuttosto grave per quanto riguarda la sicurezza di quel cliente, e si tratta di una villetta con alcune finestre al primo piano. Io ne ho disegnate due per farti capire di che cosa stiamo parlando. Ebbene, queste due finestre sono protette da un rilevatore a tenda di tipo esterno, come se ne vedono tanti, il classico rilevatore a doppia tenda, e quindi in grado di sviluppare una tenda laterale da una parte, quindi alla sua destra, una tenda laterale alla sua sinistra, per una portata indicativa di 12 metri da una parte, 12 metri dall'altra, e quindi in grado, secondo chi l'ha progettato, di darmi protezione sia da un lato che dall'altro. Come funziona? Questo è un rilevatore a doppia tenda, come dicevo, ed è un rilevatore di tipo PET immune. Che cosa vuol dire PET immune? L'abbiamo già detto in altri video, ti linko nelle schede. Significa fondamentalmente che è in grado di discriminare i piccoli animali. Come fa a discriminare i piccoli animali? Lo fa grazie ai due elementi ad infrarossi passivi posti al suo interno, in grado di sviluppare fasci di tipo differente. Si dà per scontato che l'animale, il piccolo animale, l'animale domestico, il nostro pet, quindi rimanga all'interno di un solo fascio, quello più basso, e quindi non fare andare in allarme il nostro rilevatore, mentre una persona in grado di diciamo farsi rilevare, interrompere è bruttissimo, ma per capirci, interrompere entrambi i fasci fa scattare l'allarme, a differenza del nostro piccolo animale. Ecco, l'installazione corretta di questi rilevatori è nominalmente a circa 1 metro e 10 dal suolo. Attenzione però, dipende da dove lo sto installando, perché se lo sto installando al primo piano e ho una pensilina che non ha niente a che vedere con l'altezza del solaio, quel metro e 10 potrebbe diventare la parte superiore di una finestra. A quel punto l'installatore, che sa come funziona quel rilevatore, non guarderà più il metro e 10 centimetri dalla pensilina, quantomeno non dovrà badare a questo, ma dovrà fare attenzione che entrambi i fasci attraversino in modo coerente con la protezione da realizzare le nostre finestre. Nel disegno che vediamo
vediamo il fascio inferiore attraversare la finestra in modo piuttosto coerente, ma il fascio superiore, ovvero il fascio alto del rilevatore, attraversa la finestra ad un'altezza fuori misura, a meno che non dobbiamo rilevare un'intrusione fatta da giganti. Quel rilevatore posto a quell'altezza non andrà mai in allarme se sta cercando di entrarmi un ladro, perché il ladro non entra in piedi attraverso la finestra, o meglio, potrebbe non entrare in piedi. Se entra chinato come si entra da una finestra abbastanza banalmente, cioè ciò che faremmo tutti, entriamo dalla finestra inginocchiati sulla finestra, seduti sulla finestra e scavalliamo il davanzale. Ecco, in quel caso non verremmo rilevati. Ma allora qual è l'installazione corretta di questo rilevatore in questa condizione? Eccola, questa è la posizione corretta, ovvero dobbiamo rilevare il tentativo di intrusione dal basso della finestra, non dall'alto della finestra, perché non ci stiamo calando con l'elicottero. Questo è l'orrore, l'errore da principianti di cui ti volevo parlare oggi, quindi fare molta attenzione al funzionamento dei rilevatori, a che cosa rilevano, come è fatta la lente di Fresnel all'interno di quel rilevatore perché possa darmi un minimo di protezione. Spero di averti dato un buono spunto sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!